Euroregione News. Migranti, la risorsa del PD nonostante gli italiani. La governatrice Serracchiani continua ad accusare i sindaci dissidenti, tra cui il sindaco Piero Mauro Zanin di Talmassons. Veramente una politica migratoria sulla gestione dei profughi o dei clandestini veramente assurda. Non si riesce, una volta che sono certificati i non profughi, a rimandarli via. Dobbiamo anche spendere per caricarli sull'aereo e poi dopo fra qualche mese ci ritroviamo qui. Cioè veramente una condizione che non può essere scaricata sulle spalle dei poveri sindaci che già fanno salti mortali per difendere i propri cittadini, le proprie comunità e dare in qualche modo anche una risposta a quelle che sono le esigenze sociali di lavoro della propria gente. Dobbiamo anche caricarci, secondo la Serracchiani, dei problemi di questi che hanno creato loro, perché è un problema che è stato creato ad arte dal centro-sinistra, da Renzi, dalla Serracchiani, pensando forse un domani che questi potessero diventare dei voti buoni per loro. Ecco, hanno distrutto, rischiano sulla pelle delle persone, sia di quelli che arrivano, ma anche di quelli specialmente della propria comunità, a creare tensioni sociali che diventa poi difficile gestire. Questa sarà una responsabilità che avrà questa giunta di centrosinistra, che avrà la Presidente Serracchiani, che avrà il PD e di cui dovrà dare conto ai cittadini del Friuli, perché hanno dimostrato di non amarli. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.